per Dreamtime Dance Magazine. Siamo al Teatro Nazionale di Milano, 25 marzo 2014. Siamo venuti a vedere lo spettacolo Open, che già è una promessa. Siamo qui con Valentina Marini, manager della Spellbound Dance Company, coreografo principale Mauro Astolfi, che è manager della compagnia da parecchi anni e sta facendo un percorso meraviglioso. Grazie. Perché di fatto si è molto ingrandita, se così si può dire, in tutto il mondo, che questo è molto importante, perché qui siamo in una situazione veramente internazionale, compreso il tuo, posso dire, collega Antonio Gnecchi, con cui parleremo dopo. Siete proprio portatori dell'arte nel mondo. Volevo capire, Valentina, se spieghi ai nostri ascoltatori come è nato questo progetto di Spellbound, Daniel Esralow, grazie a Antonio Gnecchi, eccetera. Allora, intanto grazie per aver sottolineato appunto questa evoluzione che ha avuto la compagnia. Infatti la compagnia da 2 anni si chiama Contemporary Ballet e non più Dance Company, proprio perché l'accezione della declinazione sulla contemporaneità era qualcosa che sentivamo di doverci accostare rispetto alla al precedente nome. Ma fondamentalmente siamo stati open, no? In qualche modo anche noi, e l'origine di questo progetto nasce molto semplicemente da un'amicizia condivisa, incrociata tra Antonio, Daniel, Mauro e me, quindi è stato facile poter dialogare in questa direzione. Ovviamente una stima artistica reciproca e soprattutto la convinzione che per essere portatori sani appunto di progetti e buone pratiche fondamentalmente bisogna metterli in pratica in qualche modo e attivare anche delle nuove modalità su scala produttiva che possono nascere da una forma di network e di collaborazione laddove si condivide uno standard qualitativo. Quindi era intrigante immaginare un sodalizio dove magari noi siamo famosi per un'eccellenza in termini di contemporaneità, di ricerca sulla coreografia. Daniel ha un estro geniale dal punto di vista poi delle soluzioni estetiche, registiche, e ha avuto comunque sempre una tradizione nell'entertainment di un certo livello, e quindi lavorare sugli opposti ma su standard alti era qualcosa che poteva essere sicuramente un connubio stimolante, però fondamentalmente una possibilità anche per diversificare e ampliare, che poi è quello che manca fondamentalmente nel nostro settore. Sì, in Italia nella danza questo non c'è, perché non molto volentieri ci sono queste forze, queste sinergie che si uniscono. Invece è molto bello che, pur avendo voi un coreografo stabile, diciamo, collaborate con un altro coreografo di altro tipo, che comunque Daniel sappiamo benissimo che è sempre stato open. Senti Valentina, posso chiederti cosa pensa Mauro di questo progetto? Sai che io amo molto Mauro. Beh, ovviamente pensa le stesse cose che sto dicendo io adesso, anche perché altrimenti non saremmo qui oggi. E ovviamente alla base di questa possibilità c'è appunto un'amicizia, una stima reciproca tra Daniel e Mauro, che è stata chiaramente, ha un'origine lontana, perché ricordiamo che Mauro comunque ha avuto un percorso americano molto lungo. Negli anni 80 ha vissuto 9 anni negli Stati Uniti, ha lavorato e vissuto a New York, quindi già dalla sua epoca, vogliamo chiamarla americana, era un periodo dove comunque la relazione artistica con Daniel aveva avuto modo di stabilirsi, e sicuramente i due erano in contatto e condividevano principi e opinioni, e chiaramente questo ha favorito, no, la possibilità dopo tanti anni di rincontrarsi su un altro piano di condivisione, che poi è questo di questa produzione condivisa. Non so neanche come chiamarla, perché ci sono molti punti, dinamiche di contatto, insomma. Bene Valentina, grazie mille. Grazie. E siamo open.